La mobilitazione dei forconi continua nella Marca, ma i manifestanti sembrano intenzionati ad allentare la morsa dei presidi fissi con blocchi del traffico, anche perché la questura negli ultimi giorni ha negato praticamente tutte le autorizzazioni per gli eccessivi disagi alla circolazione che in questi giorni che precedono le festività si potrebbero creare. Restano le iniziative spontanee, con manifestanti che rallentano il traffico attraversando continuamente la strada sulle strisce. Questi spontanei, non avendo i permessi, provano a fare rallentamento di traffico passando sulle linee zebrate, cosa che è lecita, purché non sia troppo organizzata. Intanto, dopo la spaccatura con i forconi che oggi hanno manifestato a Roma, i manifestanti veneti si stanno preparando a scendere nella capitale domenica prossima per assistere all'Angelus del Papa. Una quindicina di pullman sono già stati prenotati, uno dovrebbe partire dalla Marca. Andranno al Vaticano a sentire l'Angelus e con una manifestazione ovviamente pacifica, mani in tasca, giubbetti come siamo ora attrezzati e con i nostri striscioni. Intanto nei presidi gira voce di una lettera scritta dai manifestanti trevigiani che potrebbe essere consegnata a Papa Francesco grazie alla mediazione di un sacerdote del Coneglianese, lettera simbolo del disagio e delle difficoltà che tante famiglie stanno soffrendo. Io ho due bambini di 6-8 anni, mi piacerebbe che potessero stare qui, fare anche gli operai, crearsi una famiglia, farsi un mutuo, un appartamento. Invece qua se andiamo avanti così non si fa nulla. Non sappiamo a Roma, ma intanto siamo qua per protestare perché le condizioni in cui ci mettono non sono più possibili. Va al Papa, spero che sia una buona roba, che ne dai una buona benedizione e che Dio ne manda buona. Se siamo qua a dimostrare è giusto anche andare a Roma.